Si è svolto ieri a Favara, presso il Castello Chiaramonte, in occasione della Giornata Mondiale della Lingua Madre, l'evento celebrativo della lingua siciliana. Un appassionato dibattito organizzato dall'Istituto Cultura Siciliana Federico II, che ha visto la partecipazione del professore Enzo Cassata nella sua qualità di presidente e la dottoressa Vittoria Gro, Caterina Carsidoni, Alfonso Zambuto. Tra i relatori il professore Mario Scaglia, Salvatore Fanara, Lea Gebbia, Salvatore Mossuto. L'iniziativa mira a una diffusione della lingua siciliana nel nostro territorio che nel corso degli anni sta rischiando di scomparire. L'Istituto di Cultura Siciliana si prefigge la divulgazione della cultura siciliana e naturalmente tra questa definizione ampia di cultura anche quella della lingua siciliana. Dobbiamo ricordare che appunto la nostra è una lingua definita lingua madre minoritaria dall'UNESCO, quindi un grandissimo riconoscimento che l'Istituto vuole portare avanti. Stiamo facendo un'opera di divulgazione già oggi nelle scuole e devo dire l'attenzione con cui siamo seguiti e dalle scolaresche ma anche dal corpo insegnante e la disponibilità di tantissimi dirigenti scolastici ci sprona e ci spinge ancora a proseguire in questo cammino. Ci sono anche dei supporti messi a disposizione dalla legge per questa diffusione? La legge 9 del 2011 prevedeva già che ci fosse un determinato numero di ore settimanali all'insegnamento della lingua siciliana. Purtroppo dobbiamo riportare che la politica non ha proseguito il discorso di questa legge non attuando dei decreti che dessero corso all'applicazione di questa legge. Questa è una lacuna. Noi vogliamo porre all'attenzione questa particolare lacuna affinché l'insegnamento della lingua siciliana sia presente nelle scuole. Poi noi non abbiamo ad avere fondi, sostegni particolari, no, per noi è una missione quella di diffondere, divulgare la sicilianità intesa nel senso più bello del termine. Noi non ci sentiamo rappresentati da alcuni luoghi comuni che vogliono una Sicilia, un popolo statico, immobile, quasi che dovesse avere degli alibi. Famosissima la espressione di Tommaso di Lampedusa nel famosissimo romanzo del principe Salina, quando dice noi vogliamo che tutto cambi affinché nulla cambi. Assolutamente no, noi non siamo questi siciliani, noi vogliamo che le cose cambino, noi siamo eternamente in movimento verso un futuro che auspichiamo essere migliore di quello attuale.